Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto a scoprire dei luoghi veramente incredibili. Altar Knotto, Altarburg, Alta Kugela sono dei termini cimbri, sì, una lingua che qui si parlava fino a 100 anni fa, veramente qualcosa di particolare. Inoltre vi porto a scoprire una voragine e un forte, questo e molto altro nel giro di oggi. Punto di partenza: Mezzaselva di Roana, Vicenza Asiago in Veneto. E allora che aspettate? Venite a scoprire questa avventura con me. Dopo un primo tratto di salita su asfalto, immerso qui nel bosco dell'altopiano di Asiago, che mi fa subito capire il contatto che si ha in questi luoghi con la natura, mi sposto da questa strada asfaltata per portarvi al primo punto spettacolare di oggi. Qui trovo due termini cimbri: Altar Knotto e Altarburg. Significano rispettivamente antica pietra e grandioso panorama. Ma chi erano questi cimbri? Vi porto nel bosco mentre vi racconto questa storia. Una popolazione probabilmente scesa dalla Danimarca, poi stanziata in Germania nella parte tedesca bavarese, per poi attorno all'anno 1000 scendere qui nell'altopiano. Furono i primi a coltivare i terreni, a tracciare le strade, a creare dei paesi, a bonificare l'altopiano e le sue valli. E qui, proprio a Rozzo, Mezzaselva e Roana, si parlava fino a 100 anni fa correntemente il cimbro. Poi purtroppo con la prima guerra mondiale le cose cambiarono, fu tutto distrutto e cancellato. Anche un pezzo di storia. Ora non ci resta che ricordare. Alcuni tratti del percorso di oggi vanno fatti col portage, quindi portando la bici a mano. Alle mie spalle vedo anche l'albero abbattuto dalla tempesta del Vaia di qualche anno fa, in un posto impervio, quindi difficile portarlo via da qui. Purtroppo anche 20 giorni fa questo territorio è stato colpito da una violenta grandinata, una tempesta con trombe d'aria che ha causato molti danni alle strutture e anche al territorio. E da qui si vede la forza di chi vive in questi luoghi, dove si rimbocca le maniche e si mette subito al lavoro per ripristinare tutti i sentieri, per sistemare il loro territorio. Questo è l'amore e la passione di chi vive e ama queste zone. Qualche goccia di pioggia, qui il bosco mi ripara. Ma adesso mi trovo a uscire dal bosco e a ogni passo l'emozione cresce, perché davanti ai miei occhi c'è qualcosa di spettacolare. Un panorama grandioso. Lì in fondo posso vedere l'Altar Knotto, l'antica pietra. Qui piove, ma il sole illumina quello spuntone di roccia. Qui a fianco, in quella zona, c'è l'Altarburg, il grandioso panorama, tradotto in italiano dal termine cimbro. I cimbri, essendo di religione pagana, quindi in opposizione al cristianesimo, facevano dei sacrifici proprio da quel punto. Si può raggiungere, bisogna fare alcuni punti esposti e si troverà anche una discesa attrezzata per principianti, ma da fare molta attenzione. È veramente un qualcosa che lascia senza parole. Pochi passi dal panorama che avete appena visto c'è l'Alta Kugela, 1355 metri, parto dai 1000 metri di Mezzaselva circa per arrivare a 1355 in questo momento, e davanti ai miei occhi c'è un qualcosa di pazzesco. Questo antico riparo, quello
è il significato in italiano del termine cimbro. Possiamo vedere la roccia che un tempo era sott'acqua, che poi è riemersa, e in questo conglomerato sicuramente nella parte inferiore era di un materiale più tenero e nella parte superiore invece era più duro, creando un riparo naturale, ma un qualcosa che lascia senza fiato. Cioè sono quelle magie che crea la natura e ti fanno rimanere affascinato in questo ambiente super silenzioso e questa opera d'arte. Dopo una bellissima discesa su sterrato, ritorno su asfalto, una salita da modeste pendenze. Come stanno a testimoniare questi tronchi ai lati, si capisce il lavoro continuo e costante della forestale. Il bosco sembra impossibile, ma non si mantiene da solo. C'è lavoro costante per preservarne la salute. Continuo su queste strade ex militari. Qui ad Asiago ci sono più di 600 chilometri di sentieri della prima guerra mondiale, sempre immerso nella natura e nel verde, e si sale. Mi sto portando verso Forte Campolongo. Ho fatto una bella salita su questa strada sterrata. Un grande saluto al piccolo Matteo che mi segue in tutte le mie avventure. Davanti a me ora trovo una cisterna costruita durante la prima guerra mondiale per raccogliere l'acqua. Infatti il grosso problema che c'è qui a Asiago è che non ci sono sorgenti esterne, solo nel sottosuolo si va a canalizzare l'acqua. Questo fu uno dei più grandi problemi della prima guerra mondiale. Adesso voglio portarvi a vedere un qualcosa di affascinante. C'è stata in queste ore delle piccole piogge e da qui avremo un punto di osservazione dove vedremo i vapori che vanno a salire in questo canale. Adesso addirittura hanno creato una nebbia pazzesca e sale a una velocità incredibile. Sta evaporando, c'è una grande umidità nell'aria e crea questo muro, qualcosa di veramente particolare. Mi trovo all'ingresso del Forte Campolongo, eccolo qui alle mie spalle. Ci sono anche delle tabelle informative per conoscere nel dettaglio la sua storia. Qui c'è la galleria che mi porterà di fronte al forte e qui si sta riempendo una piccola foschia che sta salendo. È suggestivo immaginare in questa atmosfera di fine luglio, però con una nebbia veramente particolare, come poteva essere stare qui durante la guerra. Purtroppo quando venne costruito questo forte non si tenne conto dei grandi passi in avanti che si fecero con l'artiglieria e i mortai austro-ungarici. Arrivarono fino a una dimensione con delle bombe di 40 centimetri che distrussero completamente questo forte. Già all'inizio della prima guerra mondiale cadde in mano agli austriaci. Vediamo un tunnel da cui entrava un carrello che portava le bombe ai mortai, un posto di guardia, e nei giorni nitidi c'è anche un bellissimo panorama. Qua vediamo anche una foto prima del restauro del forte, era in condizioni disastrose. Ed eccomi infine sulla cima di questo forte. Qui possiamo osservare queste cupole
che tramite un grimaldello andavano a ruotare, da lì usciva il mortaio pronto a sparare. Queste non sono le originali, sono molto sottili, quelle originali erano di diversi centimetri, ma furono completamente distrutte e poi i materiali vennero presi e utilizzati per altri scopi. E qui possiamo vedere ancora un punto che fu distrutto durante questa prima guerra mondiale. Qui arrivò un colpo di mortaio, come vediamo non era cemento armato, non c'era nessun ferro all'interno e quindi era veramente una trappola mortale. Qua ci sono vari depositi, è tutto molto semplice e qui arriviamo all'interno della cupola da dove si sparavano i colpi. Chiaramente qui si generava un sacco di fumo, polvere e molto spesso chi si trovava qua dentro era sordo dalla potenza del rumore che veniva qui all'interno. Questa cupola adesso non c'è più il meccanismo, ma andava a ruotare in direzione del nemico. Qui c'erano tutti i vani dove venivano alloggiate le bombe ed è bello poter ricordare questo pezzo di storia perfettamente indicato su tutte le tabelle. Da Forte Campolongo a 1720 metri vado a portarmi facendo un piccolo tratto, qualche centinaio di metri che ho fatto per arrivare qui, per poi andare avanti col mio giro ad anello. Trovate la traccia in descrizione, fondamentale per non perdersi nel primo tratto dove il sentiero non è ben segnalato. Vado a scoprire una meraviglia della natura. Da Forte Campolongo trovo un altro tratto dove dovrò fare portage, dove ho fatto portage, qui dove ci sono questi gradinoni anche lì, e anche un po' qui in discesa. 5 minuti a piedi e poi si rimonta in sella. Per arrivare alla voragine ci sono altri punti da portare la bici a mano, ma è veramente qualcosa di bellissimo riuscire a fare questi piccoli passaggi. Wow, quante emozioni oggi! Sono abituato a venire qui con la neve, mamma, ci sono i raggi solari che entrano in quella piccola nebbia che si è formata. Siamo nella caverna del Siezon. Qua possiamo vedere la sua forma. Il primo tratto che si vede fino ai 46 metri e poi il secondo che viene in profondità e arriva ai 96. Bisogna prestare parecchia attenzione, specialmente in inverno. Mi è già capitato di scivolare. Qui si trova ghiacciato. Si può vedere il fondo dall'altro parapetto. Wow, si vede qua la roccia a strati. Dalla caverna del Siezon vado a Rifugio Campolongo, da lì mi appresto a ritorno verso il punto di partenza in mezzo a boschi e sentieri veramente piacevoli immersi nella natura. I punti di interesse più belli del giro di oggi ve li ho fatti vedere, sicuramente ad Asiago ci tornerò per farvi scoprire delle altre meraviglie. Il percorso di oggi, la traccia che trovate in descrizione, 1200 metri di dislivello, 33 km. Dopo il Forte Campolongo si trova un tratto tecnico con radici e sassi. Se si trova il fondo bagnato diventa molto scivoloso e serve una buona tecnica. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao da Federico e al prossimo!